Protagonista di questa serata è il Coro Monte Peralba che si esibirà in questi canti della bonifica. Abbiamo qui Luciano Pasini che a nome del coro ci spiega come è nata questa idea, come è nato il progetto di questa serata. Noi siamo della gente che è a contatto con la bonifica. Mio padre, per esempio, è nato in una casa a 6 metri al di sotto del livello medio di mare. Quindi ci siamo concentrati, abbiamo scritto i testi, le armonie, messo insieme il tutto e le presentiamo come interpretazione di quelli che sono stati i sentimenti. Poi ovviamente, non avendo altri contatti, siamo andati a parlare con il nostro interlocutore naturale, che è il Museo della Bonifica. E per il Museo della Bonifica abbiamo avuto riscontro e lavorando assieme abbiamo messo assieme questa serata che cerca di spiegare in qualche maniera, nella maniera più semplice possibile, tutto quello che nasconde questo territorio che è dritto, 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 ma non perché l'ha fatto così il Padre Eterno, ma perché l'ha fatto così i lavoratori della bonifica. Il Museo della Bonifica non solo ospita questo evento, ma ha avuto un ruolo importante in tutto il progetto che, ricordiamolo, si inserisce all'interno dei festeggiamenti per il centenario del grande convegno della bonifica. Il MUB ospita Terra Lissa, ma non lo ospita solamente, lo ha anche prodotto. Infatti il MUB ha curato i testi che accompagnano lo spettacolo e intervallano i vari canti, quindi creando quasi uno storytelling in cui il badilante, che è la figura che insomma abbiamo preso come riferimento e che è colui insieme allo scarolante, allo spondino, che ha reso possibile la bonifica, che l'ha fatta materialmente, racconta un po' tutto quello che è accaduto durante gli anni di lavoro nel territorio. Quanto ci hanno lavorato i veneziani, taglia, scava, terra de qua, terra de là. Pionieri, signori venuti anche da Padova, da Venezia, da Verona, dal Friuli, che si sono innamorati di queste terre selvatiche. Questi testi sono il punto d'unione tra i vari canti del coro e sono una sorta di accompagnamento a quello che vedrà il pubblico. Parlerò della malaria, parlerò della bonifica, della Grande Guerra, della Seconda Guerra Mondiale, con anche delle pagine ironiche quando si racconta della polenta, ed è stata un'esperienza molto, molto bella interfacciarmi con il coro, conoscere la storia della bonifica di questo territorio che io non conosco. Questo meraviglioso museo che invito tutti a visitare sarà sicuramente una bella serata. La volontà era proprio di quella di rendere il museo uno spazio di socialità, uno spazio dove la cultura diventa occasione per stare insieme e soprattutto per star bene, e quindi serve anche per la percezione di uno spazio che è qui per la comunità e che ha un senso profondo per la comunità, proprio perché racconta la storia di questo territorio attraverso il rapporto terra e acqua nel corso di tutto il tempo, insomma, dall'antichità ad oggi. Quindi siamo molto contenti di farlo vivere in questo modo.